noi un riferimento culturale di questo soggetto politico che era e che qualcuno vorrebbe che fosse quello che noi non siamo. I nostri avversari vorrebbero che noi fossimo un gruppo di esaltati che raccolgono firme per abrogare leggi, vergogna, che seguono un pubblico ministero che non ha capito che non è più pubblico ministero, che hanno la fissazione di Berlusconi e che parlano sempre di codice penale. Come sarebbe bello per i nostri avversari se noi fossimo questo e soltanto questo. E a me dispiace per loro, ma noi raccogliamo con convinzione le firme contro leggi vergogna come il lodo Alfano. Antonio Di Pietro non ha motivo di vergognarsi, anzi al contrario, per come ha fatto il pubblico ministero hanno un poco ragione quando dicono che abbiamo la fissazione di Berlusconi, ma oggettivamente è lui che ci aiuta ad avere questa malattia, è lui che ci aiuta ad avere questa fissazione, perché la sera quando andiamo a casa convinti per oggi possiamo riposarci, ci svegliamo al mattino e ne troviamo un'altra delle sue e poi pensiamo che rispettare le leggi sia una cosa importante. Detto questo, non siamo soltanto questo. Non a caso nel primo punto degli 11 punti del nostro programma non c'è la giustizia, no, c'è il lavoro, c'è il lavoro. E noi appariamo sempre di più a essere quelli non della legalità del diritto ma della legalità dei diritti. È una bella differenza, eh? Se sei un soggetto politico della legalità del diritto o se sei un soggetto politico della legalità dei diritti, perché se sei un soggetto politico della legalità del diritto non devi raccogliere le firme per abrogare una legge,